Nuovo appuntamento con Sportivity su Sgaialand Magazine. Oggi ci troviamo a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, presso la palestra Gymnasium, assieme a una giovane campionessa made in terra delle meraviglie, Diletta Fortuna. Diletta, raccontaci un po' chi sei e cosa fai. Beh, allora, come è già stato detto, mi chiamo Diletta, ho 16 anni e lancio il disco. E frequento il liceo scientifico in centro Vicenza e diciamo che le mie giornate sono scandite tra la scuola, il prendere l'autobus e l'andare ad allenamento. Diletta, tu sei una figlia d'arte, parlando proprio di sport, del disco, si può dire, vero? Sì, certo. La tua passione per il disco è nata grazie al tuo padre o per altri motivi? Allora, diciamo che la mia teoria è che avendo sempre visto prima papà e poi i suoi atleti o comunque i suoi amici lanciare fin da quando insomma ero praticamente in fasce, questo abbia contribuito tantissimo al mio successivo intraprendere la stessa, diciamo, strada. E comunque è uno sport, un movimento, un'arte, diciamo, che ho sempre ammirato tantissimo e che ho sempre trovato molto bella e affascinante. E quindi quando è arrivato il momento di dire magari potrei farlo anch'io è stato abbastanza spontaneo il tutto. A quanti anni ti sei avvicinata a questo sport? È in realtà abbastanza di recente, parliamo di 2 anni fa e anche perché, cioè principalmente per il fatto che se l'avessi fatto prima sarei stata troppo piccola perché è una specialità che viene, diciamo, inizia più avanti con gli anni e quindi appena c'è stata la possibilità di iniziare ho iniziato anch'io. La prima in realtà esperienza internazionale che ho fatto nella mia vita appunto è stata a luglio di quest'anno in Ungheria, a Győr precisamente, e era il Festival Olimpico della Gioventù Europea, quindi praticamente tradotta era come un'Olimpiade giovanile Under 17 europea. E vabbè, mi sono classificata prima e con quello che è adesso il record italiano Under 17 e a un metro dal record italiano, meno di un metro dal record italiano di categoria. E in quel momento, adesso sinceramente non so se lo sia ancora, la prima misura in Europa dell'anno per quanto riguarda sempre l'Under 17 e è stata anche l'unico oro dell'atletica, quindi è andata insomma benissimo. Come hai vissuto i momenti prima della gara, la sera prima? Allora, sembra un po' assurdo e effettivamente mi rendo conto che lo sia, ma ero meno in ansia lì piuttosto che in altre gare che magari ho fatto in Italia, che possono essere anche gare tra virgolette di basso livello come non so, provinciali eccetera. E sinceramente non so perché sia successo questo, però in realtà ero sicura diciamo che non volevo sprecare l'occasione, perché ero lì che continuavo a ripetermi: dai Diletta, sei preparata, sei anche relativamente tranquilla rispetto al solito, non potresti essere in un posto più bello di questo, perché devi farti prendere dall'ansia e mandare tutto, insomma, altrove. E quindi diciamo che ho cercato di prendere la palla al balzo e alla fine ci sono riuscita. Diletta, tu sei molto giovane, quindi scuola, studio, amici e sport. Quanto influisce da 1 a 10 nella vita di Diletta lo sport? Allora, diciamo che non è che fare sport mi limiti, cioè il fatto proprio di fare sport secondo me non è limitante perché una persona è sempre libera di scegliere quanto dedicare a quello che fa del suo tempo. E io tendenzialmente scelgo di mettere lo sport davanti a quello che può essere, non so, uscire il sabato o il pomeriggio perché bisogna anche studiare, ma non mi pesa assolutamente come cosa perché lo faccio, cioè, col cuore, insomma, quindi non è assolutamente limitante, ecco. Diciamo che per quest'anno ormai le stagione insomma l'annata è finita, però l'anno prossimo ci saranno tante occasioni per mettersi in gioco e spero di riuscire a continuare a prendere la palla al balzo e di ottenere dei buoni risultati.